4MHQ, bentornati sul programma di Pop Sardo. Eravamo a Cagliari, stavamo intervistando gli Hormuz Force, la crew di breakdance. Adesso ci troviamo a Olbia e adesso ci sentiamo l'intervista dei Lyric Chris. Io ho iniziato facendo hip hop nel 97, quando ai tempi giravano quelle cose in radio, perché da noi non c'è scena, quindi ci siamo avvicinati sentendo le robe in radio, capendo che quello era rap, eccetera, capendo che cosa era. Ho tirato in ballo Bigfoot, che è mio cugino, e da lì abbiamo iniziato a creare un gruppo anche con Salmo, che eravamo in Premeditazione e Dolo. Abbiamo militato per un paio d'anni, sino a che io poi ho fondato un gruppo rap metal che ha girato abbastanza in Sardegna e anche fuori dalla Sardegna, che sono gli Scasico. Con gli Scasico ci siamo fatti una grande esperienza sotto il punto di vista del live, comunque riuscire ad avere un'apertura mentale a livello di approccio con una canzone o comunque con la musica in generale, riuscendo a non annichilirsi in quelli che sono i stereotipi del rap, eccetera. Con gli Scasico ho finito la mia vicenda, diciamo, nel 2005. Dopodiché ho militato, sono stato un po' senza timone allo sbando per un po', e poi nel 2006, quando è uscito anche Bigfoot, abbiamo fondato i Lyric Chris. 2007 KKF Lyric Chris Scaccio Bigfoot e siamo qua per la scalata, fatti nati sorpassiamo KKF l'armata, Lyric Chris ci presentiamo, gente sfidata in strada, noi la rappresentiamo, musica spizza vuota e ciò di cui... Allora, i Lyric Chris quando sono nati erano solo Lyric Chris, Scaccio e Bigfoot. Sono accompagnati da un DJ che sono DJ Slide. Nel 2000, questo è successo nel 2005, nel 2006 abbiamo fondato un collettivo di persone che si chiama Chris Factory, appunto la KF. La Chris Factory comprende, diciamo, tutto il movimento che ci può essere a Olbia, perlomeno le persone che si avvicinano di più alla nostra filosofia, che va oltre il rap. Comprende il writing e 2 DJ, ci sono Main, Zeno, c'è Metra, che sono dei writer, poi c'è DJ Slide, come ho già detto, e DJ Valium, che è un altro DJ, e poi c'è un nostro ragazzo che ci accompagna nei live, un ragazzo ecuadoriano che è il Ratto, e lo stesso anche lui l'abbiamo preso da zero, lo stiamo un po' imbastendo e sta venendo fuori una bella pasta. E ciò di cui viviamo, siamo qua per la scalata, fatti nati sorpassiamo, KKF l'armata, Lyric Chris ci presentiamo, gente sfidata in strada, noi la rappresentiamo, musica sprizza vuota e ciò di cui viviamo. Fanculo la diabendata e pure gli astri, una lyric ondata di JPEG incastri, vivi pop, spingi pop, senti pop, aspiri pop, Lyric Chris acquistami, mandami al top. Diciamo che io ho iniziato a fare musica avvicinandomi alla cultura hip hop, grazie appunto al mio cugino Scascio. Si sa, da ragazzini le prime cose che si ascoltano sono poi quelle che ti rimangono dentro. Da allora appunto ho iniziato a fare rap, a scrivere i primi testi, già da subito a dedicarmi al freestyle, a produrre le prime basi, e comunque non a limitarmi solamente appunto a quella che è stata, diciamo, la mia radice, ovvero il rap, ma ho cercato di fare musica a 360 gradi, appunto con l'esperienza Scasico, che diciamo sia a me sia a Scascio oggi riconosciamo che ci ha dato diciamo una grande mano per quanto riguarda la consapevolezza di ciò che significa appunto fare musica e vivere la musica come una faccenda di vita, una cosa da portare avanti seriamente, nella quale non si può giocare. Allora, io personalmente ho fatto dei demo che hanno girato comunque a livello olbiese, come Premeditazione e Dolo, come a largo raggio ho fatto delle cose, ho fatto un CD terapia con gli Scasico che è andato anche discretamente bene, abbiamo avuto
nell'ottobre del 2005, mi pare del 2004, Top Demo su Metal Shock, perché comunque giravamo su un circuito diverso che andava oltre quello che era la scena hip hop. Siamo usciti su Rumore, poi non mi ricordo, su altri giornali, comunque siamo arrivati a fare un'intervista su Rock TV, abbiamo girato un sacco in giro. A livello di rap, ora come ora, stiamo preparando il CD ufficiale dei Lyricris, proprio che stiamo chiudendo con tanto sudore. Allora, noi rappiamo in italiano, abbiamo rappato anche in inglese con gli Scasico, in sardo no, anche perché veniamo da una città dove la lingua la usa mia mamma, tra di noi, a parte le battute, non abbiamo questa grande conoscenza, perlomeno io parlo di me stesso. Come avevamo letto una volta in un'intervista dei Public Enemy, loro miravano ad essere il giornale del quartiere, nel senso che loro erano gli occhi che guardavano al mondo e poi giravano le notizie al quartiere in chiave di rap, anche perché magari non se ne fotte un cazzo nessuno di tutto quello che c'è in giro, di come vanno le cose, eccetera. Non facciamo solo pezzi impegnati, però comunque ci sentiamo di parlare a un pubblico ampio, non solo e soltanto a un pubblico sardo. La Sardegna ce l'abbiamo dentro, sicuramente, perché comunque ci ha formato, eccetera, però non ci sentiamo di parlare solo e soltanto a livello sardo. Più che altro magari ci sentiamo di esportare quello che noi vediamo qua, venendo da Olbia, quindi Costa Smeralda, sotto i nostri occhi passano determinate immagini, Porto Rotondo, Porto Cervo, determinate immagini che non possono non influenzarti o non farti pensare magari a che stacco c'è, capito? Perché comunque c'è gente che viene da un certo ceto sociale e c'è un altro tipo di gente che si spende 6.000 euro per un Dom Perignon, per dire, capito? Quindi non le viviamo, però le vediamo, capito? Lavorandoci e vedendo queste cose qua, sono cose che ti caratterizzano comunque. Argentina c'è un delirio, l'era della TV, dei suoi falsi divi, visivi, nocivi, più folli che vivi, inculcano idee, più molli che ivi, gli sbirri in borghese, ti seguono nei bivi, ti smontano l'auto per 2 grammi di afghano, ma Tuttavia secondo me c'è una sorta di disorganizzazione nell'ambito musicale per quanto riguarda invece gli addetti ai lavori. Spesso non si riesce appunto a organizzare degli eventi, diciamo, continui, ma ci sono solamente eventi sporadici organizzati da qualcuno. Per esempio questo è un evento per il quale ringrazio Formac e appunto Infrangere, però comunque ancora è troppo poco. Bisogna anche entrare nell'ottica che ogni buco, ogni locale, ogni marciapiede è un posto buono per suonare, è un posto buono per diffondere la propria musica, per diffondere le proprie idee, creando una competizione sana, non una competizione dettata dalla stretta di mano falsa e poi alle spalle invece diciamo quella che può essere la gelosia per l'aver suonato 2 volte in più rispetto a un altro gruppo. Poi Eia 4MAQ Olbia Lyricris